Si tratta di uno snodo fondamentale perché finalmente potremo prendere visione del fascicolo d'indagine e capire qual è il ragionamento alla base dell'imputazione che è stata formulata in bozza per il momento. Diciamo che già dalla sola lettura del capo di imputazione sembrano emergere alcuni passaggi che poi approfondiremo. I miei assistiti sono tranquilli in merito alle loro responsabilità penali perché sanno di aver fatto tutto il possibile in quei frangenti. In buona sostanza si tratterà di verificare se nella catena dei soccorsi si sono verificati dei ritardi che hanno effettivamente concorso a provocare l'evento. Ritengo che sarà fondamentale ricostruire le responsabilità normative che gravavano i soggetti coinvolti e quindi verificare se c'è stato un rispetto dei protocolli che operava per ciascuno di essi. In questi giorni quindi accederemo al corposo fascicolo di indagine, parliamo di circa 8.000 pagine, e valuteremo quindi se presentare una memoria che da subito illustri i motivi per cui si esclude la responsabilità diretta. Questo ci permetterà effettivamente di avere una percezione più puntuale, insomma, di quelli che sono gli intendimenti della Procura e quindi a comportarci di conseguenza, quindi a escogitare, a riflettere su quelle che sono le posizioni e gli addebiti e ovviamente poter rispondere in maniera adeguata.